Colpita dal tetto del capannone dove stava facendo un sopralluogo, morto un operaio macedone a luglio, avrebbe compiuto 64 anni, l'ennesima tragedia sul lavoro a Fagare di San Biagio di Callalta. Parla ai nostri microfoni il 18enne pestato dal branco martedì sera a Maser, caccia gli aggressori, non li conosco, ho tenuto di morire, ci racconta. A Udine rito abbreviato per la morte dell'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga. Il PM chiede condanne per oltre 34 anni per 3 imputati per il ventenne trevigiano che lo colpì, chiesti 12 anni e 4 mesi. Fiumi di ghiaccio in strada. Il giorno dopo la grandinata record che ha colpito la Vallata, il quartiere del Piave, si fa la conta dei danni, evento eccezionale, dicono i sindaci. Referendum abrogativo, si vota l'8 e il 9 giugno, le ragioni dei due schieramenti con le motivazioni del sì e dell'astensionismo a confronto. Dopo la levata di scudi di ANCI e UPI, marcia indietro del ministro Salvini sul taglio del fondo per la manutenzione delle strade destinato alle province. E comincerà il 12 giugno con un concerto dedicato alla Maddalena e alla rassegna Musei d'estate 2025, quest'anno dedicata alla memoria di Giancarlo Gentilini, che per primo aveva desiderato portare l'arte in città anche nei mesi estivi. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In apertura del telegiornale, come avete sentito dai nostri titoli, l'ennesima tragedia sul lavoro. Siamo a Fagare di San Biagio di Callalta. Era salito sul tetto del capannone per eseguire un sopralluogo su dei lavori di manutenzione quando all'improvviso la copertura ha ceduto facendolo precipitare a terra. Un volo di oltre 7 metri che non ha lasciato scampo a Muhammad Meishowski, 64 anni, macedone, residente a Monastier. L'ennesima tragedia sul lavoro poco prima delle 11 presso la sede della Work Metal in via Pascoli a Fagare di San Biagio di Callalta. Stava eseguendo il lavoro per una ditta esterna, la Eurolab di Monastier. Dopo la caduta l'uomo è stato subito soccorso. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'elicottero. Vani purtroppo i tentativi di rianimarlo, troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto. Per il 64enne non c'è stato nulla da fare. A Fagare sono giunti i carabinieri ed i tecnici dello Spisal dell'ULS 2 che ora stanno conducendo le indagini sulla tragedia. Da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro e le eventuali responsabilità. In via Pascoli anche i vigili del fuoco che con l'autoscala sono saliti sopra la copertura del capannone per consentire i rilievi dei tecnici. Intanto sul luogo della tragedia sono arrivati i parenti di Muhammad Meishowski, una famiglia molto numerosa ed unita, ora distrutta dal dolore della perdita del loro caro. Muhammad era arrivato in Italia 34 anni fa, primo di una grande famiglia che poi l'aveva raggiunto e si era integrata perfettamente nella comunità. Lascia la moglie, 4 figli, 3 femmine ed un maschio, 8 nipoti. Il 64enne pochi anni fa si era trasferito a Monastier da Zenson di Piave, dove aveva abitato per tanti anni e dove si era messo a disposizione della comunità come volontario della protezione civile comunale. Tutti lo ricordano come una bravissima persona, grande lavoratore e sempre pronto ad aiutare quando ce n'era bisogno. Profondamente addolorato il sindaco Daniele Dalanese. Non ho parole di fronte a questa disgrazia, siamo addolorati e non più tardi della settimana scorsa avevamo assieme anche con altri volontari fatto una lezione formativa ai bambini delle scuole elementari e c'era anche lui, perché so che lui me l'ha detto anche che ci teneva molto a essere presente con i bambini perché teneva anche al ruolo di volontario e a stare con i bambini. Una famiglia perfettamente integrata, quella di Muhammad, ed un uomo che non si era mai tirato indietro quando c'era un'emergenza nel territorio che l'aveva accolto, come nelle tante crisi legate al maltempo, tra tutte la tempesta Vaia. Una persona seria, sempre disponibile anche durante le emergenze. Abbiamo vissuto assieme a tante emergenze anche a Zenson di Piave. Veramente una grande scomparsa, insomma. Sindacati e istituzioni chiedono che dopo questa ennesima tragedia venga fatto di più per la sicurezza sul lavoro. Era un nostro associato, siamo affranti, siamo appena arrivati qua per verificare cosa è successo, appena abbiamo preso la notizia, qualcosa di sconvolgente, una famiglia che conosciamo molto bene, tra l'altro
quasi tutti iscritti con la nostra organizzazione, la Filca CISL di Belluno Treviso. Tra poco sarebbe andato in pensione Mohamed Memishowski, tra poco più di un mese avrebbe compiuto 64 anni e probabilmente già pregustava la nuova vita da dedicare ai nipoti e al volontariato. Così non sarà, è morto precipitando dal tetto di un capannone a Fagarè di San Biagio di Callalta. Lavoratore esperto, lo descrive chi lo conosceva, iscritto alla Filca CISL come diversi altri suoi parenti impiegati nell'azienda di famiglia, e nello stringersi ai familiari il sindacato esprime grande preoccupazione. Non si può continuare con questa scia di sangue. Quello di oggi è l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro che vede come causa una caduta dall'alto, scrive Francesco Ru, segretario della CISL Belluno Treviso. Serve incentivare la formazione in materia e realizzare una vera cultura della sicurezza. È un fenomeno che dobbiamo riuscire ad arginare con controlli, ma anche con la consapevolezza che i controlli non bastano, ci vuole una responsabilità di ognuno di noi che deve denunciare e deve soprattutto autoproteggersi quando lavora. Di bollettino di guerra parla la UIL del Veneto citando i dati dell'INAIL. È tremendo come gli incidenti mortali in Veneto siano triplicati, affermano Roberto Toigo e Gianluca Fraioli. 21 le vittime tra gennaio e marzo 2025 contro i 7 dello stesso periodo del 2024. Sull'ultima tragedia interviene anche la CGIL. Continuiamo a gridare forte che questi morti sono vittime di un sistema produttivo che non opera significativamente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dice il segretario di Treviso Mauro Visentin, esprimendo vicinanza alla famiglia del lavoratore macedone, vicinanza alla famiglia che esprimono anche le amministrazioni comunali di San Biagio e Monastier. Un appello alle istituzioni, e lo dico anche per il comune di San Biagio di Callalta, di cercare di essere sempre vigili nella sicurezza del lavoro e dei lavoratori. Anche come comunità vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla famiglia. Era una persona conosciuta e stimata a Monastier, e l'ennesima tragedia sul lavoro. Davvero dobbiamo considerare di fare qualcosa perché cose del genere non abbiano più a succedere. Ancora la cronaca, parla ai nostri microfoni. Il 18enne aggredito martedì sera a Masere, caccia agli aggressori, ho temuto di morire, ha raccontato. Ho visto sta macchina passare con 3-4 ragazzi, penso magrebini e balcani. Mi hanno chiesto cosa facevo qui da solo. Io gli ho risposto cavoli miei, insomma. Mi hanno tipo un po' insultato in lingua straniera. Ho detto avete problemi con me, si è un po' agitata l'atmosfera. Loro sono usciti dalla macchina, io ho provato a scappare ma mi hanno subito accerchiato e preso, e hanno tirato tipo fuori i tirapugni e il coltello per spaventarmi, finché dopo ho provato a liberarmi, a reagire, ma finché non mi hanno iniziato a picchiare, a insultarmi. Sono sequenze violente quanto interminabili, quelle vissute da Kevin Stangerlin, 18 anni appena compiuti, vittima di un'aggressione senza senso. È la tarda serata di martedì e il ragazzo sta passeggiando come è solito fare da buon sportivo nella zona della chiesa di Maserra. Una ferocia ingiustificata, attorno pare non esserci nessuno. Finché poi mi hanno buttato per terra tirandomi calci e pugni. Da lì poi sono scappati subito via, ho provato ad alzarmi e riprendermi dopo 5 minuti, prendendomi il telefono che si era spento per via di sappe e botte che aveva preso. Loro zoppicando dalla chiesa fino al bar di Costa e Marotta, ho provato ad accendere il telefono e ho chiamato il 112 che dopo è arrivato insieme all'ambulanza. Dalla chiesa di Maseri infatti Kevin percorre barcollante la strada fino a Coste, una distanza di circa 2 chilometri. A comprovarlo ci sarebbero anche le immagini delle telecamere pubbliche e private già acquisite dai carabinieri. Il ragazzo è ferito, stremato e scosso. Quando viene soccorso e portato in ospedale a Montebelluna, la prognosi è di 20 giorni. Kevin dice di non conoscere nessuno dei suoi aggressori. Mai visti in giro mai. E che idea ti sei fatto? Non so. Hai paura adesso? No. Non hai paura, però ti hanno fatto male. Sì, tanto male, non mi è mai capitato sta roba. Che mi prendono in 5
ho sperato anche di peggio, di rimanerci proprio secco. Hai pensato di morire a un certo punto? Sì. Ha temuto di morire Kevin, ragazzo coraggioso che poco più di un anno fa aveva preso le difese di una coetanea sul bus, importunata da un giovane di origini marocchine. In quel caso Kevin aveva rimediato un pugno, ma i fatti, dice, non sono collegati, non ci sarebbe nessuna vendetta. No, non l'ho visto martedì sera, ma non penso sia stato lui. Adesso mi sento bene fisicamente, a parte alcuni dolori. Però mentalmente un po' arrabbiato, ma anche triste che sia successo sta roba. Non me l'aspettavo. Tu tornerai a scuola, adesso la scuola sta finendo. Domani ritorno. Parlo con il vicepresidente che mi aveva chiesto di parlare con lui e fare la verifica di matematica. Di vicenda inquietante parla la sindaca Claudia Benedos, che chiede una riflessione sull'attuale modello di integrazione. Il fatto è davvero inaccettabile, gravissimo. Qui a Maser siamo anche tutti sconvolti, perché Maser è un piccolo comune di poco più di 5.000 abitanti, un paese tranquillo, e quindi un fatto del genere ci ha veramente sconvolti. Conosciamo il ragazzo, perché tutti qui ci conosciamo, è di una famiglia normale, semplice, anche lui è un ragazzo normale, impegnato anche nello sport, che frequenta un istituto professionale, quindi ci si chiede come mai sia avvenuto questo. Anzi, io mi chiedo anche, siccome sappiamo che gli aggressori sono di nazionalità non italiana, a volte ci domandiamo: ma questa integrazione a che punto siamo? Noi la vogliamo, ma siamo sicuri che anche chi arriva qui da noi voglia realmente l'integrazione? È una situazione inquietante, anche la famiglia stessa ha paura. Rito abbreviato per la morte dell'imprenditore Tominaga. Il PM chiede condanne per oltre 34 anni. 34 anni di reclusione per la morte di Shinpei Tominaga, questa è la pena complessiva chiesta dal pubblico ministero Laura Collini per i 3 giovani trevigiani accusati di omicidio preterintenzionale in concorso aggravato dai futili motivi e lesioni personali. Le richieste sono suddivise in 12 anni e 4 mesi per Samuele Battistella, 12 anni per Abdallah Jouma e 10 anni per Daniele Vedam. Il giudice per l'udienza preliminare Roberta Paviotti, dopo aver ascoltato le richieste dell'accusa e le arringhe degli avvocati di parte civile e della difesa, ha rinviato per la lettura della sentenza al 10 giugno. Il giudizio si svolge con il rito abbreviato, che prevede lo sconto di 1/3 della pena in caso di condanna. L'udienza di oggi è durata 6 ore, con una breve pausa all'ora di pranzo. In aula presente per la prima volta Daniele Vedam, difeso dall'avvocato Tino Maccarrone, accompagnato dai genitori. Vedam, oltre ai reati di omicidio preterintenzionale e lesioni, è accusato anche di minacce con l'uso di un coltello. È sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora a Conegliano Veneto, dove invece si trova Samuele Battistella, difeso da Stefano Arrigo, agli arresti domiciliari, mentre Abdallah Jouma è in carcere a Treviso, dopo aver violato 2 misure cautelari più lievi. Jouma ha seguito in collegamento video dal penitenziario la discussione nell'aula del GUP, dove c'era anche Giuseppe Venturini, l'amico di Shinpei Tominaga, che fu a sua volta aggredito dai 3 ragazzi nel buonissimo kebab di Via delle Pelliccerie, dove Battistella colpì Tominaga, provocando la caduta e la successiva morte dopo qualche giorno di agonia in ospedale. L'avvocato Alberto Tedeschi tutela come parti civili moglie, fratello e figlio di Shinpei, oltre allo stesso Venturini. Nel suo intervento ha chiesto 800.000 euro di risarcimento danni. L'altra parte civile, l'ucraino Alexander Petrov, malmenato davanti all'osteria Teresina e al bed and breakfast Sarpi 21, dove i trevigiani alloggiavano, era rappresentata dall'avvocato Esther Soramel, in sostituzione di Anna Caserta. E sentiamo ora le parole dopo questa decisione degli avvocati difensori. Mano pesante, da un certo punto di vista, come dire, fa parte un po' della logica delle contestazioni. L'omicidio preterintenzionale prevede una pena minima di 10 anni, il signor Juama ha in contestazione anche una recidiva reiterata che comporta un aumento della pena di per sé. Il pubblico ministero ha ritenuto di chiedere ovviamente una pena particolarmente alta. Il nostro processo si fa sull'ipotesi di concorso in omicidio preterintenzionale, su cui quantomeno confidiamo
fido di aver dato delle indicazioni che possano orientare il giudice rispetto a una pronuncia assolutoria. Le incongruenze su cui si basa la ricostruzione degli eventi da parte della Procura, e vediamo il 10 giugno che cosa deciderà il giudice, anche facendo riferimento al fatto che questa impostazione, soprattutto del concorso, è stata, diciamo così, gli è stato elevato pregio già dai tribunali del riesame di Trieste e dalla Cassazione di Roma. Una vicenda abbastanza triste e quindi complicata. Abbiamo oggi fatto una ricostruzione che è stata per certi versi anche drammatica, con la visione dei filmati, e questo ovviamente ha reso una giornata molto intensa, abbiamo fatto comunque le nostre discussioni, il pubblico ministero ha fatto la requisitoria molto dettagliata, molto legata a quello che emerge dai documenti, cioè dai filmati. Nuova udienza questa mattina in Corte d'Assise sul delitto di Margherita Ceschin. Sentiamo quanto è emerso. Si è seduta nuovamente per testimoniare di Lesi Guzman, l'ultima compagna di Enzo Lorenzon, considerato il mandante del delitto di Margherita Ceschin, ex moglie, uccisa nella sua abitazione a Conegliano. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande riguardanti l'uomo e la sua relazione, ma ha dovuto parlare degli altri imputati. Risposte che secondo il pubblico ministero Permoniano non sarebbero state del tutto veritiere, per questo sarà indagata per falsa testimonianza. Al termine della lunga udienza l'avvocato Crea, che difende Joan Maria Guzman, che nel delitto era considerato l'intermediario della banda criminale, ha chiesto la scarcerazione. Non c'è nessun elemento che lo riconduca prima dell'omicidio ad alcuna condotta concorsuale con gli altri presunti concorrenti nel reato, anzi sono venuti in evidenza degli elementi istruttori di assoluta importanza, in particolar modo le chat che erano state acquisite dal sequestro dei telefoni di due dei coimputati, da cui non risulta mai citato il signor Guzman rispetto ad altri soggetti. Non solo, ma nemmeno durante la testimonianza di Joel Lorenzo, il grande accusatore, non sarebbe emerso mai il nome di Guzman. Il pubblico ministero nel prestare il suo parere favorevole ha anticipato quella che sarà per lui la richiesta conclusiva, che sarà quella di una riqualificazione da concorrente nel reato di omicidio premeditato a favoreggiatore, quindi imputandogli un favoreggiamento personale. Si attende ora la decisione della Corte d'Assise. All'inizio dell'udienza è stata presentata dagli avvocati Crea e Serpico un'eccezione. Una eccezione di nullità della contestazione che era stata fatta, suppletiva, che era stata fatta all'udienza scorsa, che riguardava la contestazione dell'aggravante della crudeltà. Ecco, quindi cosa comporterebbe questo se venisse accettato? L'accoglimento dell'eccezione comporterebbe che bisognerebbe rifare l'intero processo dall'inizio. La prossima udienza il 26 giugno. E ora torniamo sulla grandinata dei record che si è verificata ieri nel tardo pomeriggio. Oggi la conta dei danni fortunatamente è circoscritta. È stata una grandinata velocissima, 5 minuti, era di media grandezza, per fortuna c'era anche tanta acqua, però tipo il Brolo di là è stato completamente devastato. Noi abbiamo una pergola di vigneto che si è rovinata completamente, la piscina è una tinta marrone. Però 5 minuti fortunatamente per quello che è bastato. Sono ore di super lavoro al Brolo del ristorante da Gigetto, dove all'indomani della grandinata dei record si contano i danni. Qui a Miane la tempesta in arrivo dal Feltrino è stata violentissima, creando dei veri e propri torrenti in strada, impetuosi quanto improvvisi. A mezzogiorno, dopo 16 ore dall'evento e con il sole alto, sulle coperture e sui tetti c'è ancora il ghiaccio. Questo è un blocco, questo. Ah sì. Poco più a valle l'acqua ha invaso anche la sede della Proloco, che si trova a pochi metri da quella della Protezione Civile, dove il sindaco Moreno Guizzo ha istituito il COC, il centro operativo comunale. Volontari e pompieri hanno operato in varie zone, a Campea e sulla strada per Combai. Non siamo ancora in estate e vediamo che ci sono queste problematiche qua. Se pensiamo che nel 2022 parlavamo di siccità, ora invece parliamo di troppa acqua, non so proprio dove dobbiamo puntare gli occhi, insomma.
su cosa dobbiamo puntare, perché alla fine noi tentiamo anche con la pulizia delle caditoie e dei tombini di fare il nostro, però a un certo punto l'acqua, quando viene giù così forte, non ce n'è per nessuno. Colpite anche le zone limitrofe di Valdobbiadene e Farra di Soligo. Sono caduti alcuni alberi, soprattutto nella frazione di Col San Martino, che hanno di fatto interrotto la circolazione sulle strade che poi portano al comune di Sernaglia della Battaglia, però nel giro di un paio d'ore siamo riusciti a liberare il tutto. Abbiamo avuto, riscontrandolo questa mattina, un settore del cimitero di Col San Martino che si è scoperchiato. Tanta acqua, tanto vento, quello sì. Siamo a Treviso. Martedì prossimo prenderanno il via i lavori di modifica della viabilità pedonale davanti all'aeroporto Canova. Sarà eliminato l'attuale attraversamento pedonale semaforizzato davanti allo scalo, così da indurre i viaggiatori a usare la passerella sopraelevata. Sarà poi realizzato un nuovo passaggio pedonale in corrispondenza della rotatoria e verrà infine riorganizzata anche la disposizione delle fermate del trasporto pubblico. È da ricordare che domani sera dalle 22 invece sarà chiuso al traffico un tratto di Putta all'altezza di Viale Cairoli per consentire la posa della passerella pedonale per la penisola del Paradiso, riapertura alle 6 di sabato. E siamo alla politica. Il Presidente del Senato, La Russa, dal palco del Salone Nautico apre al terzo mandato per Luca Zaia. Il futuro del Veneto è nelle mani dei veneti e quindi nelle mani anche di Zaia, o soprattutto di Zaia. Chi si aspettava il lancio di un candidato presidente di Fratelli d'Italia o quantomeno un'ipoteca politica su Palazzo Balbi è rimasto deluso. Da Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, e colonnello meloniano non solo sono uscite parole al miele nei confronti del presidente Luca Zaia, ma anche un riferimento abbastanza esplicito, seppure non espresso, al nodo giuridico del terzo mandato. Così il presidente del Senato si è espresso dal palco del Salone Nautico. Tra i migliori governatori delle mie regioni sicuramente il Zaia, riconoscono tutti i partiti della coalizione e c'è un problema giuridico di capire come poter continuare ad avvalersi ai massimi livelli l'Italia di Zaia, e io credo che una soluzione bisognerà trovarla col suo accordo, con la sua volontà, e quindi Zaia sicuramente una risorsa non solo per il Veneto ma per l'Italia. Insomma, una soluzione si trova, fa intendere La Russa, a pochi giorni dalle aperture proprio sul terzo mandato di Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli, altri meloniani di ferro e di prima fila. Tre indizi politici che fanno una prova, dice già qualcuno nel centrodestra. Lo stesso Zaia la scorsa settimana aveva fatto notare che ci sarebbero i tempi tecnici per una modifica legislativa prima delle elezioni d'autunno. Il nodo è cruciale e La Russa lo sa bene. Venezia è un bene dell'Italia, quindi sia qui sia in un altro posto chi è a Venezia sa che è nel cuore dell'Italia ed è il cuore dell'Italia. Parliamo del referendum abrogativo. Si vota l'8 e il 9 giugno tra i promotori la CGIL. Votare sì, perché se questi referendum passano, il giorno dopo abbiamo cambiato la storia e il corso di alcune leggi e del destino di diversi cittadini nel nostro territorio. L'8 e 9 giugno si vota per il referendum abrogativo promosso tra gli altri dalla CGIL. Fondamentale il raggiungimento del quorum del 50% più uno degli aventi diritto. 5 quesiti, 4 legati al lavoro. Nelle parole di Visentini, i motivi del sì. Avremmo cambiato il corso di tutte quelle persone che oggi non possono rientrare al lavoro se licenziate ingiustamente, avremmo cambiato il corso di tutte quelle persone che oggi vengono assunte con il contratto a termine anche senza motivazioni, per i quali invece noi chiediamo sia previsto una motivazione e se no l'assunzione a tempo indeterminato. Il quinto quesito invece riguarda la cittadinanza italiana. Vuol dire riconoscere il diritto di cittadinanza a quei cittadini che magari sono nati qua, che lavorano, studiano qua, che pagano le tasse qua, che sono in regola con la legge e che perché sono figli magari di cittadini stranieri non possono sentirsi italiani.
Ai promotori del referendum si contrappone chi invita a votare no o chi, come la Lega, è per l'astensionismo. Non andrò a votare il referendum dell'8-9 giugno e non per disinteresse, ma proprio perché mi interesso di quello che succede nel nostro paese. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale ribadisce quella che è la posizione del suo partito in vista del referendum promosso dalla CGIL per l'8 e 9 giugno. Le ragioni del non voto da ricercare in un recente passato proprio in occasione di un altro referendum. Non andrò a dare una mano a raggiungere il quorum a chi voleva proporre anche un referendum contro la nostra autonomia, come ha fatto la CGIL e come ha fatto la sinistra, andando contro la volontà dei veneti. Villanova entra poi nel merito dei quesiti referendari, 4 legati al mondo del lavoro e un quinto sulla cittadinanza italiana. Non andrò a dare una mano a raggiungere il quorum per chi vuole dimezzare i tempi per la cittadinanza, portandoli da 10 a 5 anni, regalando così la cittadinanza automaticamente a 2,5 milioni di persone, probabilmente per volere qualche elettore in più. E infine non andrò a votare un referendum per abolire delle norme sul lavoro che ha fatto proprio la sinistra, che ha fatto il PD con il governo Renzi e che adesso, dopo tanti anni di governo di centro-sinistra, questi si accorgono che devono cambiare attraverso il referendum. Perché non l'hanno fatto quando erano al governo? Pubblicità tra poco. Eccoci tornati in diretta, proseguiamo dunque con le notizie, parliamo dell'emergenza abitativa, un ulteriore tassello per cercare di affrontare questo delicato tema, quello di educare i futuri inquilini a un buon abitare attraverso dei volontari appositamente formati, e per questo se ne occuperà l'Ater. Ater Treviso va a finanziare dei corsi, dei percorsi per formare delle persone che andranno a educare i nostri inquilini, non solo i nostri inquilini ma tutti quelli che andranno a operare nel mercato, quindi in cerca degli alloggi. Imparare a essere buoni inquilini per superare il grave problema dell'emergenza casa che colpisce la provincia di Treviso serve anche questo. Educare chi deve prendere in affitto un alloggio, si tratti di edilizia popolare oppure privata, a un buon comportamento che faccia filare lisce le cose sia con il padrone di casa che con il contesto circostante. Da qui la firma della convenzione tra Ater Treviso, Associazione Comuni della Marca Trevigiana, e Centro Studi Amministrativi della Marca per la formazione all'abitare di volontari che si occuperanno poi a loro volta di accompagnare gli inquilini verso un corretto modo di abitare e tutelare i beni in affitto, stanziati da Ater 15.000 euro. È un passaggio estremamente importante perché ci rendiamo conto che tante volte ci capitano delle persone che non hanno le minime nozioni, quelle che sono quelle del piccolo risparmio per poter arrivare a fine mese a pagare quel piccolo canone d'affitto che è previsto dalla legge 39, o anche dei rapporti di vicinato, dei rapporti di scale, rapporti di condominio. Quindi ben volentieri noi crediamo in questo progetto che siamo convinti potrà portare dei grandi benefici in quelli che sono i nostri condomini, in quelli che sono le nostre utenze. Tante le realtà coinvolte in questo nuovo passaggio, terzo settore compreso, che si inserisce nel più ampio accordo sull'abitare. In più, la Regione ha dato una nuova disponibilità di alloggi ERP in base agli abitanti da destinare a particolari esigenze sociali. Che possono essere legate agli studenti, ma anche essere legate dall'altra parte a tutti quei soggetti come insegnanti o situazioni di papà da separati o mamme separate con figli, di poter gestire proprio una situazione nella quale è legata a persone che hanno del reddito ma che naturalmente non riescono in queste situazioni a poterlo utilizzare per avere un'abitazione. Studenti dell'Irigem di Rosà impegnati nel restauro delle opere dell'artista Rebesco. Passione, studio, impegno, amore per l'arte e per il bello. Il restauro è un mix straordinario di tutto questo. Servono pazienza certosina e profonda conoscenza per riportare alla luce la bellezza di opere come quelle di Francesco Rebesco, conservate nella Gipsoteca di Villa Marini Rubelli a San Zenone degli Ezzelini. L'ente di formazione Irige organizza ogni anno questo modulo per i ragazzi del secondo anno e affrontiamo il restauro del gessi e abbiamo la fortuna di collaborare con la soprintendenza di Venezia e con il comune di San Zenone, che appunto ha questa bellissima gipsoteca dove ci sono conservate tutte le opere di Francesco Rebesco. Con
grande impegno e dedizione gli studenti del secondo anno del corso di tecnico del restauro di beni culturali dell'Irigem danno nuova vita ai gessi di Rebesco, riportandoli al loro antico splendore. Il progetto era iniziato 2 o 3 mesetti fa, quando c'è un primo sopralluogo dove si fanno magari delle foto, si esegue la diagnostica, insomma, dove si vedono un po' tutte le problematiche della scultura e si esegue anche un restauro digitale, quindi c'è anche una parte a computer. Questa in particolare aveva delle problematiche di rottura dell'angolo e abbiamo quindi dovuto consolidarla togliendo i pezzi, quelli che ovviamente si staccavano, e abbiamo dovuto mettere dei perni in legno sotto per poi ristuccare tutto quanto con gesso alabastrino, colla di coniglio e un po' d'acqua. Alle opere su cui si lavora ci si affeziona come se fosse un figlio, come se fosse un qualcosa che ti appartiene ma non ti appartiene, perché comunque c'è uno studio sotto. È la magia del restauro, capace di fondere il restauratore con l'autore e con l'opera stessa. Lei è la Beata De Mattias, è appunto questo calco in gesso. Adesso io l'ho già terminata, ma è sempre qua vicino a me a tenermi compagnia. E lei presentava numerose problematiche sia per quanto riguarda appunto fori, muffe, comunque depositi di polvere, insetti. È un progetto a tutto tondo, loro riprendono l'opera dall'inizio, la portano restaurata e la riconsegnano al Comune di San Zenone e alla Soprintendenza in uno stato conservativo ottimale. Parliamo ora di musica, perché comincerà con un concerto dedicato alla Maddalena, la rassegna Musei d'Estate 2025, quest'anno dedicata alla memoria di Giancarlo Gentilini. Musica per tutti i gusti, dalla classica a quella da camera al jazz fino ad arrivare allo swing. Treviso si prepara ad accogliere la 22esima edizione di Musei d'Estate, quest'anno dedicata alla memoria di Giancarlo Gentilini, che anni fa chiamò il direttore artistico Federico Pupo dicendo che voleva dare vita a una rassegna che portasse la musica in città anche d'estate. Incontri musicali all'Auditorio di Santa Caterina, quindi musica nei musei a cura di Asolo Musica, che da 20 anni organizza questa rassegna. Dal 12 giugno al 7 agosto il programma di concerti nella sede museale di Piazzetta Botter vede quest'anno una novità, la dedica di ogni concerto a un'associazione di volontariato del territorio. Abbiamo voluto approfittare di questa opportunità per dare visibilità alle tante associazioni del volontariato, che è un valore di una nostra comunità, perché si presentino e facciano sapere di esistere, perché hanno bisogno non del denaro prima di tutto, ma hanno bisogno di far sapere di esistere, hanno bisogno di volontariato, di tempo, di professioni, di professionalità, e quindi questo per noi è un grande onore poterlo fare. Primo appuntamento il 12 giugno con una serata musicale dedicata alla Maddalena. Viene fatto un concerto appositamente sulla tematica della mostra che c'è attualmente a Santa Caterina sulla Maddalena. I visitatori avranno la possibilità di poter visitare la mostra fino alle ore 20:30, cioè un prolungamento di 2 ore per coloro che andranno poi ad ascoltare il concerto. Ora siamo allo sport, via il primo torneo Città di Treviso, che si preparerà ad accogliere ben 400 bambini per giocare a dei tornei di calcio e basket. È un torneo di tutti e che peraltro vede coinvolti 400 bambini sotto gli 11 anni. Ci saranno 3 società di basket del territorio e 3 società di calcio del territorio, con degli ospiti importanti che sono l'Udinese per il calcio e la Reyer Venezia per il basket. Chiamati a giocare insieme i bambini dai 6 ai 10 anni di Treviso, Indomita, Condori, Udinese, TVB, Benetton Basket, Esperia e Reyer Venezia. Tante squadre, un unico obiettivo, quello di divertirsi. 2 tornei distinti, il 31 maggio al San Bartolomeo i piccoli calciatori passeranno un pomeriggio a sfidarsi tra squadre del territorio.
Quando abbiamo comunicato ai bambini che avrebbero fatto un torneo in casa, sono stati assolutamente entusiasti e non vedono l'ora di affrontare questo pomeriggio a San Bartolomeo da padroni di casa. Il 21 giugno tocca al basket in Ghirada. Portare alla Ghirada tutti questi bambini in un periodo in cui l'attività del settore giovanile è terminata e fargli condividere questo tipo di torneo anche con tutte le realtà cestistiche di Treviso e con la Reyer Venezia è un'idea molto bella. L'idea è quella di aprire le porte sempre della Ghirada nel segno dello sport e dei suoi valori e soprattutto ai bambini. Società molto diverse, società per esempio di basket che hanno la prima squadra in Serie A, società di calcio che ambiscono ad andare tra i professionisti, società di basket e di calcio che invece hanno solo il settore dei bambini, quindi quello non professionistico, e quindi tutti assieme per sfidare appunto la Reyer e l'Udinese e cercheremo, anche i nostri bambini cercheranno di dare il meglio. Siamo alle notizie dal Bellunese. Dopo la levata di scudi di ANCI e UPI, marcia indietro del ministro Salvini sul taglio del fondo per la manutenzione delle strade destinato alle province. Per ora è solo un annuncio perché nulla di ufficiale è stato pubblicato nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma tanto è bastato a far tirare un sospiro di sollievo ai presidenti delle province e ai sindaci imbestialiti per il taglio al fondo per le manutenzioni delle strade per finanziare altri lavori. Il ministro Matteo Salvini, accerchiato da UPI e ANCI, avrebbe scelto di frenare e di rimediare allo scivolone, per di più in piena campagna elettorale. In una lettera inviata a comuni e province, il MIT ha dichiarato la propria disponibilità a verificare forme di reintegro per i finanziamenti stanziati per il 2025 e il 2026, previo monitoraggio della capacità di spesa da parte degli enti destinatari dei finanziamenti. A Belluno l'eco delle note di giubilo si è propagato in men che non si dica, perché a fronte della disponibilità di 3.200.000 euro, il taglio del 70% avrebbe lasciato a Palazzo Piloni poco meno di 1 milione da distribuire su 2 anni per una rete stradale di quasi 700 chilometri che necessita di manutenzione costante. Da Roma il commento del senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. Bene l'impegno del Ministro delle Infrastrutture nel verificare forme di reintegro per i finanziamenti stanziati e bene anche aver fatto chiarezza sulle risorse e sul loro utilizzo passato. Gli uffici della provincia in questi giorni hanno inviato al MIT a stretto giro lo stato dell'arte. I fondi vengono girati a Veneto Strade integralmente per pagare la convenzione. Di solito non bastano mai e perciò vengono integrati con fondi propri provinciali. Ora avremmo uno spazio di manovra più ampio per continuare a gestire la viabilità provinciale, ha annotato la vicepresidente meloniana Silvia Calligaro, mentre ampia soddisfazione è stata espressa dal presidente Roberto Padrin nei confronti del ministro Salvini, che, ha detto, ha compreso le difficoltà che abbiamo rappresentato. Altrove, hanno detto gli esiti del monitoraggio svolto dal Ministero, è stata accertata una ridotta capacità di spesa da parte degli enti destinatari dei finanziamenti. Visti i numeri, è assolutamente condivisibile la richiesta di misure utili a vincolare l'erogazione delle risorse al rispetto di puntuali adempimenti da parte degli enti. Arriva una nota dal presidente dell'UPI, Unione delle Province d'Italia, Pasquale Gandolfi, che accoglie, dice, positivamente l'annuncio dato oggi dal ministro Salvini dell'impegno del governo ad azzerare subito i tagli ai fondi per la sicurezza delle strade nelle province, rivedendo saggiamente, scrive, le decisioni prese che hanno portato ad un taglio del 70% su risorse già assegnate per il 2025 e 2026. Attendiamo, come da noi già richiesto, la convocazione al Ministero. E noi dopo questa notizia andiamo a Limana. Ormai sono diversi mesi che è alla guida del suo comune, come stanno andando le cose? Diciamo che è un'avventura e anche la possibilità di esprimersi, di pensare e di collegare le cose che sono nel territorio, i bisogni delle persone, quello che si riesce a fare ovviamente compatibilmente con i fondi pubblici, quindi l'importante è soprattutto per noi creare un sistema sociale che quella per me è una necessità, insomma, in tutti i territori, insomma, di ricostruire e di vivere con una identità comunale. Limana si trova al centro della Val Belluna, ad appena 4 km dal capoluogo, e il suo territorio si estende lungo il versante settentrionale delle Prealpi bellunesi,
dai 320 metri sul Greto del Piave fino ai 1468 del Monte Pezza. Quasi 5.500 gli abitanti, su cui si concentra il pensiero del neosindaco, che pensa a nuovi spazi fruibili per la collettività. Allora sostanzialmente creare spazi di incontro che partono da asili, scuole, sale riunioni, tutte attività che poi servono anche per creare socialità. È una cosa che manca così tanto a Limana, la socialità? O non ce n'è abbastanza? No, allora il problema è che Limana negli ultimi 15 anni è aumentato di 1000 persone, tenendo conto che c'è anche un tasso di mortalità superiore alla natalità, pur essendo il comune in provincia che ha più natalità, è sicuramente un qualcosa da creare insieme come identità, soprattutto per le persone che sono venute a stare a Limana e hanno bisogno di vivere assieme accanto agli altri. Siamo allo sport. Nicolò Bassanello, Francesco Guizzardi, Michele Luisetto e Andrea Schiro non faranno più parte della rosa che affronterà il prossimo campionato di pallavolo Serie 3. Lo ha comunicato la società Belluno Volley, scrivendo in una nota: le strade si separano ma il legame rimane. La società del presidente Darolda ha già confermato per il prossimo anno intanto il coach Marco Marzola. Siamo arrivati al termine di questo telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo di noi, come sempre, le previsioni del tempo. A tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.